Buongiorno amici di GD Ferro Team, buongiorno in questa meravigliosa seconda domenica di marzo. Come già i più accorti di voi hanno notato, vicino a me c'è già un volto conosciutissimo per noi, per il nostro canale, il nostro carissimo Vanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Però oggi allora, noi di solito lo troviamo in Villa Farsetti con bollicine in villa, la grande festa del vino. Ma oggi siamo in una location un po' diversa rispetto al solito, perché siamo alla prima edizione di Venezia Wine Festival, primo festival internazionale dedicato al vino. Sì, solamente i vini internazionali, quindi ci sono una selezione di vini da 20 paesi del mondo, nessun espositore italiano. Meraviglioso, perché comunque anche durante Bollicine in Villa, la grande festa del vino, c'è un angolo dedicato ai vini internazionali, però l'attenzione è più spostata sui vini del nostro territorio. Sì. Quindi avete scelto di dare anche visibilità ai vari espositori da diverse parti del mondo, su una location molto bella, particolarissima, e soprattutto siamo a Venezia. Esatto. Quindi a Venezia tanto turismo, tanti stranieri, quindi abbiamo scelto questa location che per noi è azzeccata. Una kermesse particolare, infatti io non vedo l'ora, sono qua che mi giro intorno, che guardo già, non vedo l'ora di scoprire tutti i vini presenti quest'oggi, ma siamo già al secondo giorno di fiera, sì. Secondo e ultimo. Come è andata per ora? Allora, sabato, quindi il primo giorno è andata molto bene e sono stati oltre 800 visitatori e anche tanti stranieri. Quindi sia espositori che noi come organizzazione siamo più che soddisfatti, veramente. Immagino. E stiamo già organizzando anche già la seconda edizione che si svolgerà sempre qui. Faremo in 2 padiglioni, quindi sarà ancora più grande, invece di 54 cantine selezionate, il nostro obiettivo è arrivare quasi a 100 cantine. Complimenti. Quindi noi non vediamo l'ora di continuare a seguirti, perché già lo sai, già lo sapete anche voi amici, noi sempre in pole position con gli eventi, con i tuoi eventi, siamo sempre qua, sempre ti seguiamo, tu ci dici, noi arriviamo. E tra pochi giorni c'è anche Bollicine in Villa. Infatti siamo già pronti, siamo già pronti, stiamo contando i giorni sul calendario. Sarà anche lì un'edizione record, perché quest'anno abbiamo 12 espositori in più confronto alla 7ª edizione. Quindi siamo a 113 espositori. Ah, però complimenti, non vedo l'ora di scoprire anche questi nuovi espositori che ci saranno a Bollicine in Villa. Però io ora direi che andiamo a scoprire gli espositori che si trovano oggi qui a Forte Marghera. Io ti ringrazio. Grazie a voi. E noi cominciamo. Mi trovo ora con Sergio, titolare della distribuzione, giusto? Sì. Di Emozioni oltre il gusto. Allora, qui abbiamo una grandissima varietà. Io sono curiosissima di sapere innanzitutto un po' dell'azienda e poi cos'è che abbiamo qui oggi a Venezia Wine Festival. Allora, noi siamo Emozioni oltre il gusto, appunto, come ha detto lei, una piccola distribuzione, importazione e distribuzione di vini di Francia. Noi ci occupiamo soltanto di selezionare da tutte le regioni della Francia quelle che riteniamo le espressioni più caratteristiche dei differenti terroir delle differenti regioni. Siamo un'azienda giovane dal punto di vista aziendale, siamo nati nel 2017 e oggi in realtà, qui a Venice Wine Festival abbiamo portato una piccola selezione di ciò che abbiamo in gamma. Non abbiamo portato champagne, onestamente, di proposito, perché ci sono degli altri colleghi che hanno già delle selezioni di champagne, anche se abbiamo nel nostro catalogo 9 aziende, quindi in totale oltre 60 etichette, e concentrandoci su quello che abbiamo portato in questa circostanza abbiamo, per quanto riguarda le bollicine, un Cremant d'Alsazia di Domaine Eric Rominger. Ci spostiamo nella Loira con un Muscadet di Domaine de Tilleul. Ci ritrasferiamo nel nord della Borgogna, esattamente a Chablis, con un Petit Chablis di Domaine Jean Durup Château de Maligny, per trasportarci fino alla Provenza con un rosato provenzale di Château Pigoudet. Quindi praticamente tocchiamo quasi tutta la Francia. Non è finita, perché poi per quanto riguarda i rossi abbiamo un rosso di Borgogna di Vigneron de Bouxy, che è un Pinot Nero 100%, di Bordeaux di Château Grand Renard, un assemblaggio
abbastanza classico per quanto riguarda i vini bordolesi, e abbiamo per chiudere una chicca che è il Macvin du Jura di Domaine Pierre Richard, che è una mistella. È poco conosciuta in Italia questa tipologia, chiamiamola di vini, ma in realtà è un assemblaggio tra mosto non fermentato e non filtrato, assemblato con dell'acquavite di vinaccia. In Italia la chiameremo grappa, in Francia si chiama Marc du Jura nello specifico. Questa in sintesi quello che abbiamo portato in questa circostanza. Poi, come dicevo, in gamma abbiamo oltre 40 aziende, quindi con oltre 300 etichette. Dove possono trovarvi i nostri amici che si stanno guardando in questo momento? Allora, noi abbiamo in Italia una distribuzione professionale fatta di agenti e distributori locali, ma abbiamo anche un sito online per l'acquisto per i privati che volessero avvicinarsi al nostro mondo e acquistare direttamente sul sito. Il sito è www.emozioneoltreilgusto.com. Perfetto, è stato esaustivissimo, io la ringrazio. Grazie a voi. Noi proseguiamo. Buon proseguimento e grazie. Non solo vino qui al Venezia Wine Festival, ma anche food. Ora mi trovo qui con Patrizia, buongiorno, titolare dell'azienda Patrizia Gabutti, giustamente? Bene, allora noi siamo stati attirati perché è qualcosa di diverso, non avevamo ancora visto un'azienda di questo tipo. Mi parli un po' della sua azienda? Mi chiamo appunto Gabutti Patrizia, ho un'azienda agricola che si trova in Piemonte, nell'Alta Langa, dove ho le piantagioni di nocciole e un laboratorio di trasformazione. Noi produciamo quindi nocciole tostate, crema, pasta, farina e granella, tutto con prodotti nostri. Ci è piaciuto fare questa trasformazione. Allora, i miei genitori avevano già le nocciole, però noi abbiamo pensato di aprire questo laboratorio per dare un valore aggiunto al nostro prodotto di nicchia, diciamo, perché la nocciola nell'Alta Langa è ritenuta, diciamo, la migliore in assoluto. E niente, diciamo che sono tutti prodotti validi. Abbiamo la nostra pasta che è solo nocciola tostata e macinata, che può essere utilizzata sia per cucinare dolci sia per cucinare salato, perché appunto non avendo gli zuccheri ha più possibilità di essere utilizzata. Mentre noi produciamo una sola crema in purezza con solo 2 elementi, nocciole e zucchero di canna, senza lattosio per gli intolleranti, e entrambi i prodotti sono gluten free. Ecco, perfetta per me perché io sono intollerante al lattosio. Allora adesso l'assaggerai. Ma certo, ci mancherebbe altro, anzi io adesso prendo anche proprio il bigliettino da visita, perché comunque trovare dei prodotti di questo tipo che non hanno all'interno e i conservanti e lo zucchero, adesso si mette zucchero dappertutto. Io vado anche matta per le marmellate. Trovare la marmellata senza zucchero è diventato impossibile, figurarsi questa tipologia di prodotto qua. Quindi è un'azienda familiare, mi diceva lei. Piccola azienda, proprio veramente piccola, quindi io non faccio shop online, quando ricevo un ordine produco, tosto e preparo i prodotti e li spedisco, perché lasciare stoccati i prodotti per molto tempo non mi piace, quindi preferisco fare tutto genuino al momento. Al momento, ma giustamente alla fine, perché così dopo si sente anche di più il sapore del prodotto stesso, una volta che lo si lascia lì, poi chissà chi è che lo ordina, quando lo ordina, magari lo produci a giugno, ti arriva l'ordine a giugno dell'anno dopo. No, non ha senso, poi comunque la nocciola ha una durata, diciamo, di 1 anno più o meno, quindi è meglio utilizzarla nell'arco dell'anno e in modo che il prodotto sia sempre fresco. Un'ultima domanda: dove possiamo trovarti? Quindi se i nostri amici e la sottoscritta volessero fare un ordine. Abbiamo un sito dove troverete la mail, dove potete scrivermi e io rispondo, e qualora uno decidesse di fare l'ordine inizio a preparare i prodotti e li spedisco. Perfetto, io ti ringrazio. Grazie. E adesso mi metto a provare la crema, poi vi saprò dire, ma sono sicura che sarà squisita. Grazie. Mi trovo ora con Fabrizio di Eno M, buongiorno. Buongiorno a voi.
Allora, mi parli pure di questi meravigliosi vini che troviamo qui oggi e dell'azienda. Allora, io rappresento l'Enoem. L'Enoem è un'azienda che distribuisce, e quindi importa, distribuisce e produce anche. Tutto all'insegna di solo due vitigni, che reputo fra i più grandi vitigni al mondo, ovvero Pinot Nero e Riesling. Pinot Nero in tutte le sue declinazioni, e ovviamente quando parliamo di Pinot Nero bollicina parliamo di Champagne, che è l'emblema ovviamente del Pinot Nero, e non solo, ma del Pinot Nero, e quando parliamo di Riesling siamo nella zona top anche per quanto riguarda il Riesling, che è la Mosella, e siamo in Germania. Quindi l'azienda si basa su questi prodotti, poi c'è una parte che è la produzione nazionale, sempre Pinot Nero metodo classico o Pinot Nero rosso, uno cloni Borgogna, quindi classico rosso, e gli altri invece bollicine da Pinot Nero nella Alta Valle Versa in Oltrepo Pavese. La gamma dei prodotti Enoem quindi si compone di almeno 60-70 prodotti diversi, tutti differenti tra di loro e ovviamente con una gamma molto complessa. Parlando di Riesling, abbiamo 4 aziende in particolare su territori totalmente differenti, da Urzig a Trier a Berenkastel-Kues, e parlare di Riesling vuol dire veramente il Gotha, perché andiamo dai prodotti più semplici, i Trocken cosiddetti secchi, fino ai Spätlese o Auslese o Beerenauslese o Trocken Beerenauslese, che sono le vendemmie super scelte e motritizzate, quindi prodotti che vanno da 3-4 anni fino a 30 anni di evoluzione. Champagne abbiamo una vasta gamma nei cru più quotati, quindi nei villaggi più quotati, quindi quotati Premier Cru o Grand Cru, quindi alcuni sulla Montagne de Reims, altri nella Vallée de la Marne, e abbiamo delle aziende di piccoli produttori ma che lavorano tutti in modo molto particolare, rispettando l'ambiente, la cultura, le concimazioni che non fanno, insomma scelte con, come si suol dire, con lanternino. Qui abbiamo portato la Roger Costan-Lemer, che è un produttore di 70.000 pezzi, e in quel caso invece abbiamo portato la Gabriel Pagen, che si trova da Veneval d'Oro, uno dei villaggi più quotati, ed è Premier Cru classificato 99 centesimi, quindi come se fosse un Grand Cru, ed è che produce Pinot Neri in purezza. Questa invece varia un po' dal Meunier allo Chardonnay e al classico Vaggio Champagne, Pinot Nero, Chardonnay e Meunier. Per avvicinarsi a questo mondo, cos'è che consiglia come primo vino per tastare un po' il territorio? Ma cosa consiglio? Io dico sempre che poi uno normalmente sceglie un po' in base al proprio gusto e al proprio piacimento. Il Riesling è poco conosciuto, quindi io cerco sempre di avvicinarli per fargli conoscere una realtà che è un po' unica al mondo, è poco conosciuto perché di Riesling nel mondo se ne produce poco, e quindi quando si avvicinano al Riesling pensano a tutt'altro vino, invece in Mosella, soprattutto nel Rheingau, nel Rheinesse, però in Germania, parliamoci chiaro, anche in Austria, nella zona del Danubio, il Wachau, ma soprattutto in questa zona parliamo di prodotti molto importanti. E invece per quanto riguarda l'avvicinamento, cosa dire, uno dovrebbe avvicinarsi allo champagne con dei prodotti più facili, quindi normalmente i brutti non millesimati, e poi ovviamente va sempre a gusto, parliamoci chiaro. Chiaramente, dove possiamo trovarli? Allora, si trovano direttamente dalla mia azienda, dalla mia distribuzione, o in questo caso, siccome collaboriamo con le cantine dei Dogi ormai da 20 anni, presso il wine shop o direttamente alla cantina dei Dogi di Mirano. Perfetto, io la ringrazio, quindi amici mi raccomando, se volete provare venite al wine shop di Cantina dei Dogi, o comunque seguite, mi raccomando, anche questi eventi, certo, che comunque sono utilissimi per scoprire vini come per esempio quello di cui mi ha parlato all'inizio, che magari sono più sconosciuti a un pubblico italiano. Grazie a voi e vi aspettiamo anche a Bollicina in Villa, grande manifestazione che ormai ha raggiunto i 10 anni di edizione, qua vicino a Santa Maria di Sala
nella Villa Farsetti, che è una manifestazione ormai quasi a livello internazionale. Perfetto, allora sicuramente ci vedremo lì. Grazie. Da una parte all'altra dell'Italia, oggi lo facciamo tutto, ora mi trovo con Eliana, buongiorno. Buongiorno Beatrice, buongiorno. Allora, prima che io mi fiondi su questo ben di Dio, mi parli un po' della specialissima La azienda. nostra specialità, allora noi arriviamo dalla Sicilia e principalmente dalla provincia di Ragusa e infatti portiamo un cibo tipico della zona che sono le scacce. Queste sono praticamente pasta di pane tirate sottili, a volte con i vari ripieni, ovviamente tutti selezionati del territorio. In più ovviamente non possono mancare le arancine perché sono tipiche di tutto il territorio siciliano e inoltre abbiamo la vasta gamma di dolci quali i cannoli e le paste di mandorla che abbracciano sempre la nostra tradizione tipica. Quindi per una persona, allora io non sono mai stata in Sicilia, è una Ok, delle tappe quindi che devo devi assolutamente farlo, fare. Quindi, esatto. cosa mi consigli di mangiarmi oggi? Oggi direi che Cannolo a dovresti, parte, perché il già lo cannolo- vedo, mi sta chiamando. Esatto, ma ti consiglierei una scaccia con un ripieno di tonno, ciliegino, prezzemolo e cipolla, che è una delicatezza squisita. Sicuramente dopo vedrete la mia inquadratura mentre mi mangio questa bontà. Dove possiamo trovarti? Allora, noi principalmente facciamo sempre fiere del vino, quindi in tutte le fiere del vino del nord Italia ci trovate spesso e volentieri e inoltre in alcune fiere di settore dedicate proprio all'agroalimentare. Perfetto, noi proseguiamo, io ti ringrazio e Grazie continuo a a te, bearmi Beatrice. di questa meraviglia. Grazie, buon lavoro. Mi trovo qui con Guido e ha specificato che gli devo dare del tu, giusto? Giustissimo. Giustissimo. Allora, qua c'è di tutto di più. E guardando i nomi sul dépliant io non ho idea di cosa ci sia su questo banco, Qua quindi ti chiedo di spiegarmelo tu. Ok, mi presento, io sono Guido World of Flavors, siamo un'azienda che importiamo i prodotti di tante parti del mondo, più di 20 paesi, siamo più da 20 anni qua in Italia. Qua in questo bancone troverai i vini dell'Argentina e tutta la parte dell'Argentina, Patagonia, centro, Mendoza, San Juan, Salta, al nord. Noi facciamo più con un'altitudine di 1700-2000 metri di altitudine, sempre sulla cordillera de los Andes, è più un panorama dell'Argentina. Dopo di là troveremo il Cile, Nuova Zelanda, Australia, la Spagna, il penedese, il cava spagnolo che è fantastico, una bolla fantastica, che sono là. E dopo abbiamo l'aceto, una delle cantine più importanti del Messico, della Bassa California, e vini dell'Armenia, vini di Moldavia, un sacco ragazzi, noi abbiamo più di 500 etichette. Wow, complimenti! Grazie, non sono il produttore, mi piacerebbe però no. E niente, che ti posso dire? Qua Il tuo vino preferito che abbiamo qua? Camminiamo qua, guarda, e lo assaggi? No. Dopo vedi com'è che vado avanti. Ok, va bene. Storta. Mi piacciono tutti i vini, non posso dire quello, che mi fai una domanda come vuoi chiedermi se preferisco a mia mamma o a mio papà. Lo stesso. Allora cos'è che consigli a una persona che si sta entrando nel mondo di questo tipo di vino ora? Cioè la sottoscritta, Io ti per esempio. consiglierò, per esempio, per cominciare, ti consiglio tante cose. Però per esempio il Saurus Malbec della Patagonia è un vino fruttato, florile, leggero. Per cominciare una bellissima serata io comincerò con il Malbec del Saurus. Dopo, quando arrivo al primo pasto, io mi berrò un Syrah de San Juan, di una regione importante dell'Argentina che facciamo quasi solo Syrah. Ma in realtà non è così, però più o meno la facciamo veloce. Dopo andrò con un Don David Reserva del Salta a 1700 metri di altitudine, un deserto proprio, ci sono delle piccole vasi che facciamo questi fantastici vini. E dopo andrò con Los Intocables, che è un Barrel Select, è un vino che si fa in invecchiamento e in botte di legno di whisky di Bourbon. Wow! Io ho detto lo stesso quando l'ho visto. Wow, incredibile! Quindi ovviamente comincerò alle 6 del pomeriggio, giusto, anche alle 5 l'aperitivo, l'aperitivo, con Andeluna a 1300 metri, Torrontés, che è un uvaggio bianco argentino per eccellenza.
Perfetto, esaustivo, veloce, rapido, mi hai detto veramente quello che bisognava dire alla fine. Dove possiamo trovare, ordinare, vedere, fare e bere? Parlate con l'organizzatore dell'evento, qua non mi posso mettere. Ah, giusto, perfetto. Quindi segui l'organizzatore di Bollicine in Villa? Non so, sì, a Vanni. Sì, Vanni qua in giro che balzecola, anche noi ogni tanto abbiamo bisogno Sì, di noi Vanni. siamo One of Flavors a livello Italia, lui in questa zona e Vanni. Perfetto, ottimo, grazie mille, io ti ringrazio, noi proseguiamo. Commistione tra vino, cibo, qualsiasi cosa, infatti qui ora mi trovo con davanti il ben di Dio dell'olio, qua proprio davanti alla telecamera, perché dopo vedrete le riprese anche del resto del banco, sono di Frantoio Silva. Buongiorno. Io sono qui con Femole Pesce Rosso, Patrizia, eccolo qua, lo sapete anche voi amici, io praticamente ciao coi nomi. Allora Patrizia, mi parli un po' di questo frantoio dell'azienda e infine di cosa abbiamo qui oggi. Allora, Frantoio Silva è un'azienda a conduzione familiare che si trova nel centro esatto della Sicilia, a Calascibetta, in provincia di Enna. Che spettacolo! In un territorio bellissimo che è quello delle colline e dell'entroterra siciliano, che ci danno un prodotto di altissima qualità. Frantoio è stato fondato da mio nonno nel 1968, è stato portato avanti dai miei genitori, dai miei zii, e oggi io con i miei cugini portiamo avanti la tradizione di famiglia commercializzando questo prodotto di altissima qualità e fatto con la passione e l'amore di sempre. Sicanum è un multicultivar che si ottiene appunto dalle varietà tipiche delle nostre zone, delle colline proprio ennesi. E insomma facciamo questo da sempre, è la nostra passione di famiglia, la nostra vita. È sempre bello comunque venire a questi eventi e vedere anche molto spesso le conduzioni familiari, perché ritengo che quando c'è comunque un amore così profondo per il prodotto, anche il prodotto stesso. Sì, io dico sempre, siamo piccoli, possiamo puntare solo sulla qualità, perché i nostri clienti ci conoscono proprio personalmente, facciamo una cosa sola, cerchiamo di farla al meglio possibile e appunto sempre con l'attenzione e la passione che contraddistingue il nostro lavoro da 3 generazioni. Meraviglioso. Allora, però noi oggi qua abbiamo l'olio Sicanum. Oggi qui abbiamo l'olio, poi che altro abbiamo? Allora, il nostro prodotto principe è appunto l'olio extravergine di oliva, che è il nostro, come dire, oro verde. Cavallo di battaglia. Esatto, in vari formati, quindi quelli in latta più convenienti e quelli in bottiglia per un assaggio, per usarlo a tavola o per un regalo, perché comunque la bottiglia è anche elegante, insomma Sì, si presta anche per un ottimo cadeau. Poi anche perché ritengo che dopo un certo punto anche avere come il regalo una bottiglia di olio, specialmente a me di solito quando mi arrivano quelle con l'olio fatto in Italia o comunque in aziende come la vostra, per me è sempre un grandissimo regalo, proprio viene utilizzato con grandissima parsimonia. No, devo dire che sicuramente una bottiglia del genere può essere un ottimo cadeau, e poi a contorno, diciamo, del prodotto principale offriamo una varietà di prodotti tipici, tutti lavorati artigianalmente con olio extravergine, per portare in giro i gusti e i sapori della nostra Sicilia, quindi la classica caponata, la pasta con le sarde, il pesto di pistacchio, le olive ovviamente. Certo, meraviglioso. Dove possiamo trovarvi? Allora, il nostro frantoio si trova proprio al centro della Sicilia, a Calascibetta, e poi insomma abbiamo una rete commerciale anche qui nel nord-est, basta contattarci e insomma ci organizziamo per spedizioni in tutta Italia e anche altrove. Perfetto, io ti ringrazio. Ringrazio. E noi amici continuiamo. So the manifestation is about international wine, and here I am with Helmut. Good evening. Good morning. Good morning, yes. What time is it? 12 a.m. Yeah, 12 p.m. So Helmut, you came from Austria, right? Yes. And what kind of wine did you brought for us today? Which kind of wines we brought is, so we have dry white wines. Then I have a Gewürztraminer, a Reserva, and a cuvée of Gewürztraminer and Pinot Bianco, also a Reserva. Then our autochthone variety in our region is Zweigelt. There I have also a Reserva from Zweigelt here. A
red sparkling. So, Sparkling? Yeah, red sparkling, Oh, you say wow. spumante. Ah. Yeah. And then we are producing a lot of sweet wines because our region has the climate, therefore, and we can do this every year. It's Vino Muffati. Vino Muffati, yeah. Yeah. Noble Rot, yeah. Yeah, very good, very good. What's your favorite? I know it's a hard question. It's a very hard question. Yeah. But the thing is like this. My father did in the past a lot of sweets, and so what he did in the past, we do in the future. We make a lot of sweet wine Yeah. from the different categories of Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese. So there is our heart. Beautiful. Where we can order from you? You can order. I have Vanni Bernard has a vinoteca in Mirano, and he has my wines there, and he's importing me. Okay, so in Cantina dei Dogi we can order you wine. You can order my wines there. Perfect. Is it dry or sweet or sparkling, whatever you want. Yes. Ok, thank you very much. Thank you. E noi amici continuiamo. Mi trovo ora con Davide di Invasi dal Gusto, Alessio Brusadin, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo stati attirati, praticamente eravamo nello stand dietro e abbiamo visto qua un'aura prepotente di confetture arrivare proprio prepotente. Mi parli un po' dell'azienda e di cosa abbiamo qui oggi? L'azienda appunto Alessio Brusadin Invasi dal Gusto nasce dall'esperienza di Alessio Brusadin, che è mio fratello tra l'altro, che ha una carriera alle spalle di executive chef in tantissimi hotel e ristoranti di livello alto, non solo in Italia, è stato anche a Londra. 8 anni fa mio fratello ha deciso di invasare, di mettere in vasetto letteralmente la sua esperienza e di creare delle linee diverse di prodotti che derivano appunto dal suo know-how nel mondo della gastronomia. Quindi abbiamo una linea di confetture, quindi di marmellate e confetture, e una linea di confetture dolcificate solo con lo zucchero della frutta, quindi con il mosto d'uva, una linea di chutney, che sono delle salse agrodolci che derivano un po' dalla tradizione culinaria orientale, quindi asiatica, e quindi sono a base di zucchero di canna e aceto di mele bio e sono ideali per accompagnare formaggi e carni e anche pesce. E in più, ultima arrivata in casa, è una linea di liquori che nascono, sono per così dire uno spin-off delle confetture, quindi riprendono i gusti principali della ricetta della confettura. Giusto per fare un esempio, il rum, che si chiama Sole d'inverno, recupera gli aromi, i gusti e i sapori della marmellata che porta lo stesso nome, il Sole d'inverno, che ha arancia e frutta secca, viene riportata anche nel liquore. Ecco. Interessante questo, il liquore che riprende anche la marmellata. Devo dire che è la prima volta che sento, perché comunque noi bazzichiamo gli eventi di Vanni, quindi più o meno abbiamo visto un bel po' di aziende, ma questo devo dire che è veramente una novità. Complimenti. Grazie. Lasciatemi dire due parole anche sulle confetture. Noi abbiamo sia una linea di confetture monogusto, ma siamo anche famosi e riconoscibili, famosi relativamente perché siamo un'azienda piccola, però per queste combinazioni di gusto e queste marmellate che hanno delle ricette vere e proprie, delle combinazioni di gusto particolari. Ho menzionato il Sole d'inverno che è arancia e frutta secca. Potrei menzionare questa Citrus Love, che sono arance e limone polvere, con le quali abbiamo vinto anche un premio in un concorso internazionale di Londra, unica azienda italiana ad essere stata menzionata nei premi. Complimenti. Grazie, ma un altro esempio di quello che facciamo è questa Prugna Peracotonia Basso Armagnac, quindi sono veramente delle confetture particolari, delle combinazioni di gusto che non è facile trovare, ecco, sugli scaffali dei negozi, ecco, e che derivano appunto dall'esperienza culinaria di Alessio. Ecco. Dove possiamo trovarvi? Siamo venduti nei principali punti vendita gourmet in tutta Italia, ecco, soprattutto a nord, ecco, però oltre, quindi non siamo nella grande distribuzione in linea di massima, però negozi di gourmet, macellerie,
ogni tanto pasticcerie e negozi di caffè, però il negoziante di gourmet è il nostro cliente di riferimento. C'è anche un negozio online sul sito www.alessiobrusarin.it, ecco, quindi c'è tutto il catalogo online dove si può ordinare tutta la nostra carta. Perfetto, io ti ringrazio. Grazie a te. Ora mi prendo assolutamente un biglietto da visita perché io vado matta, e dopo che mi hai parlato di Citrus Love, assolutamente qua bisogna prendere il bigliettino, mi raccomando amici anche voi, e noi proseguiamo. Grazie. Mi trovo ora con Stefania di Tartufi Tofani, giusto? Sì, Tartufi Tofani. Ho azzeccato l'accento, io la memoria del pesce rosso, che mi ha già fatto assaggiare. Mi ha già fatto assaggiare qualcosina di molto interessante. Allora Stefania, mi parli un po' di questa meravigliosa azienda, di questa meravigliosa produzione. Allora, la nostra azienda è alla quarta generazione, quindi abbiamo aperto nel 1920 ed è un'azienda storica che si occupa di tartufo nella regione Marche, più precisamente Acqualagna, che è insieme ad Alba la capitale del tartufo bianco. E in pratica qui abbiamo tutti i prodotti artigianali fatti da noi col tartufo marchigiano e di Acqualagna tipico. Quello che ho assaggiato era un burro al tartufo bianco che è versatile, va un po' in tutte le cose. Spettacolare, E qui abbiamo tutta una gamma di vari prodotti sempre fatti da noi e il tartufo fresco di questa stagione. In pratica in questi mesi fino alla fine di marzo si trova il tartufo bianchetto o marzola, che è questo qui più chiaro che si può vedere, e non so se vuoi sentire anche il profumo. Mamma è molto mia, molto che intenso. spettacolo. Sì. E poi abbiamo il nero pregiato, che è il nero più pregiato delle 4 tipologie che ci sono, che è questo, che è il Melanosporum, ed è una cosa eccezionale. Dopo il tartufo bianco, quello invernale che diciamo è il più famoso, viene il tartufo nero pregiato e a scendere le altre categorie di tartufo che sono un pochino meno pregiate ma comunque buonissime. E poi dopo abbiamo anche salumi al tartufo, formaggi, salse tutte miste, polente col tartufo, riso, tagliatelle, una gamma abbastanza vasta di prodotti. Insomma, per tutti i gusti. Per Qua tutti i abbiamo gusti, sì. qualunque cosa per soddisfare i palati. Certo. Di persone come me, io col tartufo ci vado a nozze di solito. Bene, fa quindi, piacere. Esatto, Piacere. ho già imboscato dentro la borsa il cartellino. Dove possiamo trovarvi? Allora, potete trovarci in Acqualagna, se venite poi quest'anno, che sarà la 60ª edizione della nostra fiera internazionale, nel mese di novembre. È il periodo del tartufo bianco, quello pregiato. E poi abbiamo l'attività, il punto vendita, e poi ci potete trovare online nell'azienda Tartufi Tofani con i nostri prodotti e tutte le nostre specialità. Poi si organizzano anche nella nostra zona, e noi in particolare organizziamo anche le uscite con il tartufaio e il cane per fare l'esperienza proprio a Tartufi, con la degustazione proprio nel bosco, e quindi sono delle esperienze molto particolari, molto apprezzate. Bene, io ti ringrazio. Grazie mille. E noi proseguiamo. Grazie. Ci troviamo con David Hassan, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi parli della sua azienda. La nostra azienda è nata per i vini nel 2000 per l'importazione di vini israeliani. Come mai questa scelta? La scelta è dovuta a aver incontrato un amico, il quale ci ha fatto assaggiare i recanati Cabernet Sauvignon, e da quel momento lì ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso di lasciare la vecchia strada per la nuova, che si è rivelata essere la strada perfetta per voi. Esatto. Ma infatti ci stavamo proprio domandando di questo Recanati. Me ne parla un po'? Sì, Recanati è una famiglia che ha lasciato l'Italia durante le leggi razziali e è andata in Israele. A quei tempi lì era la Palestina. E nel 2000, quando l'ho incontrato,
aveva deciso anche lui di lasciare il suo vecchio mestiere, che era quello di banchiere, e si è buttato nella produzione di vino. E la verità è stata una scelta anche lì azzeccatissima. Loro fanno circa oggi 2 milioni di bottiglie. Ma però, non male. Non male. La maggior parte viene esportata negli Stati Uniti, una parte in Europa, anche noi in Italia abbiamo un discreto successo. Che altri vini ha portato qui oggi? Allora abbiamo portato, a parte la Recanati, abbiamo portato Arza, che è una delle prime cantine israeliane, nata nel 1847. Poi abbiamo portato del Bordeaux e dello spagnolo, che è della Vinas Memorias. Tutti questi vini sono vini kosher. Perfetto. Pertanto non hanno tutti i lieviti aggettivi sono certificati, pertanto seguono una certa prassi, ossia che vengono controllati da dei rabbini per essere tranquilli che nessuno metta dei prodotti che non sono adatti a questo vino. Scusatemi, ma io sono un po'... No, ma non c'è nessun problema, mi sta spiegando tutto perfettamente. Le faccio un'ultima domanda. Dove possono i nostri amici che ci stanno vedendo, interessati a questi tipi di vini, trovarvi per poterli ordinare? Allora, ci sono 2 modi. Uno presso l'Enoteca dei Dogi. Ok. 2, noi abbiamo un sito che si chiama italiakosher.com e lì hanno tutti i nostri, sono circa 50 etichette, di cui buona parte sono delle etichette israeliane, alcune francesi e altre spagnole. Abbiamo anche dell'italiano, che è della Perla del Garda, e quello abbiamo tutta la linea, sia Francia, Italia, Spagna, Israele. Perfetto, io la ringrazio. Grazie a lei. Noi amici continuiamo. Amici, il nostro tour attraverso le nostre bellissime aziende internazionali di oggi al Venice Wine Festival termina qui. Vi ricordo che questa era la prima edizione a cura di Vanni, di La Cantina dei Dogi, si trova a Milano, quindi andate a fare un salto. Avete sentito che comunque molte aziende si trovano anche all'interno delle cantine dei Dogi. E noi invece ci ritroviamo con tutti gli altri appuntamenti che abbiamo, già lo sapete, già ci conoscete, seguiteci, se non ci seguite, seguiteci mi raccomando, e ci rivediamo a Bollicine in Villa, anche lì con il panorama italiano e internazionale dei vini. Ciao!